Ciao a tutti amici di Mattoscacco, bentrovati. Quest'oggi vediamo una partita tratta dal campionato mondiale over 50 che si sta giocando in questi giorni. Partita molto recente, con il bianco abbiamo un grande maestro dall'Islanda, uno dei giocatori più forti del suo paese, ossia Stefansson. Ho giocato con lui qualche anno fa a Lisbona e purtroppo in quella partita persi. Quindi con il bianco 2530, grande maestro dall'Islanda, con il nero il candidato maestro 2100 punti per lui, Folk Petr dalla Slovenia. Vediamo un po' come è andata questa partita e per quale motivo ve la propongo. E4 per il bianco, C5 per il nero, cavallo F3 e 6. L'apertura siciliana è un'apertura abbastanza frequente, il nero gioca C5, il nero dice al bianco ok, io sto impostando l'apertura siciliana e come grandi campioni come Fischer, Kasparov voglio cercare di giocare per vincere. Si dice infatti che chi riesca a possedere le regole, le nozioni per giocare un'apertura siciliana sia un giocatore che abbia il profilo offensivo, un profilo in attacco. Vediamo appunto se il nero è riuscito a creare questo gioco squilibrato. Dopo i 6 il bianco decide di rientrare nella variante principale della difesa a Cannes giocando appunto la spinta in D4 e come sappiamo quando abbiamo due pedoni al centro uno dei due va senz'altro rimosso, catturo, riprendo, cavallo C6 sulla scacchiera. Il bianco è vero che ha un forte cavallo qui in D4 e per approfondimenti su questa variante vi mando un video pubblicato qualche giorno fa di una partita tratta da una ragazza indiana e dal titolo La ragazza più forte del mondo, mi sa che questo era il titolo, una ragazza indiana che da bianco riesce a limitare il controgioco avversario del suo forte avversario grande maestro, quindi vi rimando a un altro video pubblicato appunto qui su Mattoscacco. Cavallo D4, cavallo C6, il nero vuole cercare di allontanare questo forte cavallo in D4 cercando di evitare quella che per il bianco sarebbe la mossa più sicura. Se il bianco riuscisse a impostare uno schema con un alfiere in D3, così come è andata nell'altra partita di cui parlavo prima, il bianco avrebbe un gioco senz'altro più semplice e più comodo. Ovviamente in questa posizione la controindicazione dell'alfiere in D3 sono i due cavalli che sono a contatto tra di loro, quindi il nero zampa, cattura immediatamente il cavallo D4 e lì chiaramente la posizione sarebbe assolutamente persa. Dopo cavallo C6 ci sono più modi per proseguire, la cattura in C6 è una possibilità, oppure cavallo C3, la scelta della partita. Donna C7, il nero esce subito dalle linee principali perché in caso di cattura è pronto a riprendere con la donna. Tutte le aperture siciliane hanno in comune qualcosa, il controllo e il tentativo di controllo di spinta della casa D5 e quindi le mosse del nero sono mosse che vogliono cercare di controllare a breve termine, a lungo termine, appunto la casa D5. In caso di cavallo per C6 prenderei da nero senz'altro con la donna per poi eventualmente cercare di spingere sul fianco con A6B5, l'alfiere va in B7 rafforzando il controllo della casa D5 e così via, sviluppando i pezzi in modo abbastanza lineare. Attenzione speciale per quest'alfiere che chiaramente in B4 vuole neutralizzare un difensore, un controllore della casa D5, quindi attenzione perché un alfiere in B4 in queste varianti è sempre una mossa molto forte perché da nero giochiamo l'alfiere in una posizione attiva, inchiodiamo il cavallo e gli togliamo un difensore della casa D5. Dopo donna C7 il bianco non ha alcun motivo per catturare e gioca alfiere 3, mossa lineare, il più delle volte l'alfiere 3 è sinonimo di arrocco lungo, gioco l'alfiere in E3, sposterò la donna, cercherò di arroccare lungo per creare un gioco dinamico, pedone A6 sulla scacchiera e pedone A3. È il momento di evitare alfiere B4 oppure evitare pedone B5 per poi proseguire in B4. Dall'altra parte il nero gioca la spinta del pedone in A6 per una scelta pratica, cercare di sottrarsi da possibili salti molto fastidiosi contro la nostra donna nera. Cavallo F6 sulla scacchiera, cercando di provocare qualche spinta e cercando di provocare quella che poi è stata la mossa della partita, però attenzione perché F4 che sembra la mossa istintiva, una mossa molto istintiva per il bianco, in realtà è una mossa difficilissima da giocare.
La spinta in F4 ha un'idea soltanto: fissare un proprio pedone in E5, il pedone E5 a quel punto supera la metà scacchiera difeso da un altro pedone e ovviamente sarebbe irremovibile e difficilissimo da rimuovere. Però il nero decide di giocare in questo modo: cavallo per D4. Il bianco può continuare in tanti modi? No, probabilmente può continuare soltanto con donna per D4 per continuare la partita in questo modo. Immagino che il nero giochi pedone D6, in alcuni casi sposta l'alfiere lungo questa serpentina che ho colorato di verde, quindi l'alfiere in D7 andrà in C6, oppure B5 sempre per giocare alfiere B7. Il bianco in questo caso potrebbe arroccare lungo per fissare la casa D6. Comunque sia, siamo in piena teoria e infatti la mossa che è stata giocata in partita mi sorprende perché appunto in piena teoria alfiere per D4 è stata la scelta del bianco. Ok, dovete sapere che un giocatore professionista dentro la sua mente ha chiaramente tantissime varianti possibili perché c'è uno studio previo della posizione, degli approfondimenti e soprattutto per ottenere il titolo di grande maestro c'è uno studio incredibile, è un lavoro notevole. Alfiere per D4 probabilmente è stata una mossa un po' troppo istintiva perché quest'alfiere aveva il ruolo di difendere il punto F4 e sono certo che Stefansson, il grande maestro, 2530 punti per lui dall'Islanda che sta giocando con i pezzi bianchi, dopo donna per F4 si è accorto che ha giocato qualcosa di terribile. È importantissimo per il bianco, nel momento in cui gioca il pedone in F4, mantenere quel pedone in apertura. G3 sulla scacchiera. Adesso, come spesso accade, quando commettiamo un errore, non ci resta che complicare il gioco. E quindi Stefansson, che ha perso un pedone in apertura, purtroppo alla mossa numero 9, si trova costretto a complicare il gioco. Donna G5 sulla scacchiera, pedone 5, sempre nell'ottica di complicare, e cavallo D5 cercando semplificazioni. A questo punto la mossa spontanea probabilmente è cavallo cattura, io riprendo, non so, magari alfiere D3, pronti ad arroccare corto e cercando di valorizzare, o meglio, sfruttare il pedone in meno, che in realtà è un pedone in D5 doppiato, affrontando questa posizione. Eppure l'attenzione del bianco continua contro la donna. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Cavallo E4, attacco la donna che si sposta in H6, scelta molto importante perché darà fastidio a possibili arrocchi lunghi, ma soprattutto la donna in H6 sostiene un cavallo che possa andare in E3 proprio per dare noia. C4 sulla scacchiera, punto interrogativo e a questo punto cavallo E3. Il cavallo attacca la donna, il cavallo mantiene un contatto su C2 e in questa posizione il cavallo sicuramente deve essere rimosso. Da parte del nero, in caso di donna D2 che propone il cambio, o meglio il doppio attacco sul cavallo, il nero probabilmente gioca cavallo F5, prova a semplificare tutto e il fatto di avere un pedone in più lo porterà in un medio gioco senz'altro favorevole. In partita in realtà è stata giocata questa, donna F3, e guardate che curioso perché la donna aveva il ruolo di attaccare chiaramente il cavallo, ma anche un ruolo difensivo. Di fatto dopo cavallo C2 il bianco si arrende. Guardate che errore, il tipico doppio del cavallo che salta lì nella zona del lato di donna del bianco, che in questo caso è determinante perché guadagna un materiale, guadagnerà o l'alfiere o la torre in una posizione dove questo re purtroppo è comunque in una posizione spiacevole e soggetta degli attacchi. Rivediamo dunque la partita e magari la domanda la pongo a voi stessi. Per quale motivo il bianco è riuscito a perdere in sole 14 mosse? Si parla di giocatori con 400 punti di elo di differenza. La pressione, soprattutto in un campionato mondiale, in un campionato in cui ci spostiamo, attraversiamo praticamente tutto il mondo per giocare a questo campionato mondiale, magari lo stiamo preparando da tanti mesi, e da favoriti la pressione è tantissima. Il fatto di giocare contro giocatori con 400 punti elo in meno vuol dire sinonimo di cercare di vincere a tutti i costi, e a volte questo approccio di provare a vincere a tutti i costi potrebbe far peccare di superbia, cosa che probabilmente è accaduto in questa partita. Quindi alfiere 3, pedone A6, dopo A3
cavallo F6, F4, scelta dubbia, perché sul cambio la presa di alfiere è molto particolare, molto strana. Adesso ad ogni modo siamo ancora in partita perché su pedone G3 la donna si sposta, pedone 5, cavallo D5 è la scelta che è venuta. Senz'altro dal punto di vista posizionale il cavallo per D5 seguita da alfiere D3 o forse alfiere G2, quindi a rocco corto, darebbe al bianco almeno un compenso che sarebbe sicuramente il vantaggio di spazio, leggero vantaggio di sviluppo che per un pedone in apertura può sicuramente essere il giusto compenso dinamico. Cavallo E4 la scelta del bianco, vogliamo vincere in apertura, vogliamo vincere rapidamente, sottovalutando o probabilmente non dando importanza a questo salto in E3, che purtroppo attacca la donna, minaccia l'ingresso in C2 e donna F3, che probabilmente è stata la mossa istintiva giocata immediatamente per attaccare e continuare l'attacco della posizione bianca, viene punita immediatamente da questa cavallo C2. Morale della favola: quando siete in vantaggio contro giocatori più forti, mantenete la calma, non cercate vittorie immediate e, cosa molto importante, quando siete giocatori tra virgolette sulla carta più forti contro giocatori più deboli, non abbiate fretta di vincere, perché se siete più forti la vittoria verrà a seguire. Ciao a tutti e al prossimo video, sempre qui su Matto Scacco. Ciao!